Seconda corsa ed è la seconda manche di questa prima semifinale del Tommaso Grassi Award 2025. Questa volta sono di scena i cavalli di 4 anni, non vincitori di 10.000 euro in carriera. Campo completo di 10 dietro le ali dell'autostart. All'1 Falco Trio Vincenzo Luongo, 2 Flash Mark Francesco Facci, 3 Freeloader Cis Antonio Greppi, 4 Fantasy Mark Mario Minopoli, 5 Franchina Baldo Maurizio Cheli, 6 Fatidic Gennaro Amitrano. In seconda fila 7 Florida Wise L René Legati, 8 Fiona Sco Edoardo Batti, 9 Fair Play Fox Andrea Farolfi, 10 Francisco Benà Alessio Di Chiara. Problemi per Fair Play Fox, che lascia lì praticamente ogni chance, regala 50 metri alla macchina. Partiti. Sbagliato Flash Mark, va al comando numero 2 Fantasy Flash Mark si presenta squalificato all'esterno Fatidic, che passa nei confronti della rivale, così Fatidic al comando dopo 100 metri. Seconda posizione per Fantasy Mark, la terza è per Franchina Baldo, poi Falco Trio che muove all'esterno, risale con decisione, quindi ancora Freeloader Cis che precede Francisco Benal. Allunga il comando la battistrada Fatidic che vuole rimanerci, 34 per i primi 400 di corsa, Fatidic in vantaggio, di fuori Falco Trio, alla corda Fantasy Mark che precede sempre Franchina Baldo, Freeloader Cis in seconda pariglia esterna, dopo 600 metri in 46,2. Si viene al passaggio con Fatidic sempre a guidare nei confronti di Fantasy Mark, di fuori Falco Trio, alla corda Franchina Baldo, seconda pariglia Freeloader Cis, giro passato in 1-1-1. Con lo schema invariato, gruppo disposto per pariglie, non cambia assolutamente nulla, con il treno esterno che per il momento fa fatica ad avvicinarsi alla leader Fatidic che continua ad andare di gas, 1.16,6 i primi 1000 di gara. Fatidic sempre in evidenza, in seconda posizione Fantasy Mark, di fuori Falco Trio che prova a farsi luce ora, poi Franchina Baldo. La retta opposta alle tribune è passata in 14,2, accelera Fatidic che cambia marcia, sbaglia Fantasy Mark, passa secondo Falco Trio. Numero 4 Fantasy Mark squalificato. Fatidic se n'è andata numero per 3 Freeloader Cis squalificato. C'è un 28,5 di quarto non scritto, Fatidic spazia a piacimento nel finale. La dispersione del numero 6 dello schieramento Fatidic, Falco Trio corre molto bene e fa suo il secondo posto. Al terzo finisce Francisco Benal. Il percorso di testa vincente di Fatidic e Gennaro Amitrano, 10 punti per lui, il training di Giovanni Pelonara, i colori di Riccardo Pelonara, percorso di testa della numero 6 Fatidic che si impone nettamente sul traguardo. Facile assunto in cost to cost. Secondo è Falco Trio, al terzo Francisco Benal, finisce bene ma solo a contatto dei primi Fiona Sco. Tra i cavalli c'è ancora Franchina Baldo, c'è foto per il quarto. La vittoria però è per Fatidic e Gennaro Amitrano.